Saluta a tutti, ultima data in de un nebio in de compa qui. Oggi ci mandiamo in paese di Murado per ridurre un giovane agricoltore, fagge a Zovari e Gastagna, fagge di no labe umele e farà da qui a poco l'ulu d'alive, ridurremo subito a Charles Fessler. RCFM e Campa Qui. Allora io sì, sono sempre stato qui in Murado, avevo famiglia da parte di mia mamma, sono sempre stato qui in Murado, sono andato a scuola qui in Murado, dopo sono fatto rimasti al liceo e in corsi per i miei studi, ma tutte le domeniche, tutto qui, sono sempre stato qui in Murado. Allora, al principio io non volevo mica fare agricoltore, volevo fare spengivori professionali. Donc, ho passato un concorso in continente, l'ho mica avuto e quando sono rivenuto mi sono detto che sarebbe meglio fare qualcosa in aspettando di ribassarlo. E donc avevo un'amica che faceva verina castanina, Daniel Muracci, che mi ha detto se tu vuoi io gradaggio c'è a piazza, se tu vuoi mettere qualche castagno per fare una verina c'è mica problema. Donc, è venuto così, mi sono avviato di passione per questo mestiere e ora ho 4 ettari di castagne, faccio verina castagnina, castagne secche, confiture di castagne, tutto questo. E l'arrivi, abbiamo questo terreno con mio babbo, in principio sarebbe di fare le cose qui. Un po' di castagno era appena basso in altitudine e ora sei ventoso qui, donc abbiamo pensato all'arrivi e ora fa quasi 3 anni che abbiamo piantato 650 arrivi di differenti varietà, varietà grosse, c'è a Germana, a Sabina che noi chiamiamo a Biancagia, a Gapanaccia che è un arrivi che si ritrova assai di un nebbio e del Gabigrosso e a Pendoliese. Allora come lei è venuto appena più tardi. Allora, quando ho avuto una piccola riflessione nel mio progetto, mi sono detto, la castagna ma c'è un lavoro in 3 o 4 mesi, da Santa Maria a Natale. E donc mi sono detto ci sarebbe meglio di trovare qualcosa da fare da gennaio a agosto. Mi sono interessato all'alba appena per caso perché un giorno ho trovato un esame qui della Rivi e ho comprato un bugno e l'ho messo dentro. Dopo ho passato un po' per in borgo per poi installarmi e ho piato la specialità apicoltura e ho passato un anno con l'apicoltore che mi ha imparato a leve della prima maestra e tutto questo e piano piano ho fatto crescere appena il mio sceptele e ora ho una cinquantina di uni. Ma già i progetti, già da qui a 4-5 anni speriamo fare la nostra prima olio d'oliva, Moradinca. Dopo, l'anno che viene speriamo fare un nuovo gradaggio e una melleria con un atelier di trasformazione e infine c'è un progetto che mi tiene assai a cuore e di fare una piantazione di castagne con tutte le varietà che si può trovare in Murado. Donc c'è parecchi progetti. E così che si compie e compa qui in de un nebio, ci ritroviamo da qui a poco in de un altro rugione a ringraziarvi a presto. RCFM e Campa Qui.